coinvolgere più di ospiti a questa manifestazione culturale, soprattutto anche con un'amministrazione amichevole, perché è bello anche stare insieme, conoscersi, scambiarsi opinioni sulla poesia, sulla cultura e su quant'altro. Volevo ringraziare tutti voi della vostra presenza, i partecipanti, le vostre famiglie, l'amministrazione comunale qui presente. Inizio subito a introdurre il discorso sulla teoria del lavoro, come nasce e che cos'è il nostro concorso. Questa è la terza edizione che presentiamo del concorso letterario nazionale Biblioteca d'Oro. Il nostro è un sito letterario che è nato 3 anni fa. Ho avuto questa idea di cercare di realizzare questo sito per dare un po' di visibilità ad autori emergenti o comunque quasi sconosciuti, no? Al grande pubblico, e quindi sia opere di poesia che opere di narrativa. Il nostro concorso è diviso in diverse sezioni, abbiamo quest'anno 5 sezioni per dare spazio appunto alla creatività sia a livello di poesia che di prosa, e soprattutto anche, visto che siamo in Sicilia e visto che molti di noi in giuria sono siciliani, alla poesia siciliana, che per noi siciliani è qualcosa di molto importante, e vedrete anche chi non è siciliano si mette d'accordo un po' perché abbiamo seguito questa sezione del nostro concorso. Le sezioni, che vi dicevo, sono 5. La prima è la sezione poesia in italiano, a tema libero. Gli anni precedenti, devo dire, abbiamo avuto sezioni a tema. Quest'anno invece abbiamo voluto lasciare così libertà di espressione agli autori e quindi libertà di scelta tematica. Abbiamo poi la sezione narrativa, sempre a tema libero, e quindi sono ammesse opere in prosa, narrativa di vario argomento, di scelta sempre libera del tema. Abbiamo infine la sezione Junior, sempre suddivisa in due categorie, la sezione poesia Junior e la sezione narrativa Junior. La poesia Junior per gli autori minorenni, quindi minori di 18 anni, e così la narrativa per gli autori giovanissimi, sempre sotto i 18 anni. E sono veramente opere sorprendenti. Devo dire che gli iscritti degli autori giovanissimi ci hanno veramente lasciati molto, molto contenti, molto stupiti, sorprendentemente, piacevolmente sorpresi. E poi la sezione poesia in lingua siciliana o poesia in vernacolo siciliano, adesso chiariremo un po' meglio di che cosa stiamo parlando, che accoglie tutte le produzioni poetiche dei nostri poeti siciliani che scrivono nella lingua d'origine nostra. Vado subito a presentarvi i giurati. Iniziamo, allora, quest'anno abbiamo suddiviso il nostro concorso, come vi dicevo, in 5 sezioni, e per ogni sezione abbiamo ritenuto opportuno nominare un esperto per quella sezione, un esperto della giuria. Ovviamente tutti abbiamo lavorato in sinergia, ci sono state le valutazioni di ogni singola opera da parte di ciascun giurato, quindi ogni opera è stata valutata da ciascun giurato e poi il risultato finale è stato quello che è appunto il risultato dalle varie valutazioni. Però abbiamo anche avuto poi l'accortezza di dare a ciascun giurato una responsabilità particolare per ciascuna sezione. Così abbiamo per la sezione 1, poesia in lingua italiana a tema libero, l'esperto è stato nominato Pasquale Ennio. Vi presento. Pasquale Ennio è nato a Nicastro, vive a Messina. È medico veterinario, scrive in versi fin dalla più giovane età, è una passione che cresce negli anni. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per poesie singole in vari concorsi nazionali e anche internazionali. Ha pubblicato già 2 libri con la casa editrice Kimmering, 20 in versi, e con Ele Iolao, che ha anche qui presente. I suoi libri sono libri di poesia che hanno come filo conduttore rispettivamente la memoria delle emozioni e la forza interiore. Entrambi sono stati presentati in diversi contesti e in diverse città, come in Messina, Palermo e la Terza Terme. 20 in versi, tra l'altro, è anche vincitore del primo premio al secondo concorso letterario nazionale Giuseppe Marco Calvino del 2011 a Milano. Mentre Ele Iolao più recentemente ha conseguito il terzo posto al premio nazionale di poesia edita Leandro Polverini ad Anzio, Roma, per la sezione poesia astratta.
Con le sue pubblicazioni inoltre cerca di sostenere l'azione umanitaria e solidale del più associazioni, in particolare UNICEF e AIC, quindi il suo impegno è veramente lodevole, perché oltre ad essere un impegno culturale è anche un impegno umanitario. Per politica avanti cerca di aiutare persone in difficoltà, bambini e malati di cancro. In relazione a questo è stato anche premiato a Messina dall'associazione Onlus Mateca nel 14° anniversario della morte di Madre Teresa di Calcutta. È presente inoltre in molte antologie di autori vari e ha curato la prefazione della silege poetica Guarda con i miei occhi di Giovanni Gentile. Da due anni è membro della nostra giuria e di questo io sono onorata e lo ringrazio. La parola e poi ci va a leggere anche si va ad ascoltare la sua poesia in modo che possiamo conoscerlo attraverso le opere. Ringrazio Sabrina Russo, organizzatrice e presidentessa di giuria, organizzatrice del premio, molto attenta e precisa, per avermi dato anche quest'anno la possibilità di far parte della commissione giudicatrice del concorso letterario per il Predicatore. Saluto cordialmente con profonda stima i componenti della stessa, dotati tutti di alte qualità poetiche, letterarie e soprattutto umane. Ciascuno di noi si è impegnato con attenzione, serietà e dedizione nel proprio ruolo di valutazione. Ringrazio da parte mia tutti voi partecipanti e i presenti. Volevo leggere una poesia mia. Ho sentito dire che tutti i giorni sono leggo da come era Iolao nel pozzo parallelo, che è una poesia omonima al quadro che in copertina, al dipinto che è coperto. In memoria del piccolo Alfredino Lampe. Troppe volte finiamo nel pozzo senza che ci segua la luna, camminando sulla cedevole terra bruna. Troppe volte ci tragano addosso granole di ciottoli, enormi massi celati da inutili verbardi cartelli. Spettatori fragili e inermi, ci specchiamo fra la cronaca narcisa, osserviamo distanti l'azione di soccorritori ignoranti, volenterosi, volontari. Qua giù non arriva dei riflettori, nel calore del coraggio della madre, scivoleremo assieme, nel viscido cunicolo, lentamente precipiteremo senza nessun freno. Ci raggiungeranno sfiniti dal pozzo parallelo. Dammi la mano e sono vicino, vicino a te, tenero fiore in un folto giardino. Grazie Pasquale, andiamo avanti con la presentazione della giuria e andiamo all'esperta per l'azione narrativa Anna Valeria Nicola D'Aruzzo, autrice di origine abruzzese ma nata e cresciuta a Bologna, che ha sempre avuto la passione per la scrittura. Anche se solo all'età di 30 anni ha iniziato a trovare il coraggio di mettersi in mostra, mettersi alla prova, iniziando a partecipare a concorsi letterari. Dall'autunno all'inverno del 2011 propone dunque i suoi testi e ottiene numerosi riconoscimenti in varie città d'Italia, Roma, Taranto e Barafranca. Infatti l'anno scorso la nostra Anna era partecipante del nostro concorso e si è classificata al secondo posto per la sezione narrativa, con un racconto intitolato Le bambine di carne e sangue, che fa parte della raccolta di cui adesso parleremo. Nell'estate dello stesso anno, quindi l'anno scorso, pubblica il suo primo libro, Le bambine di carne e sangue e le altre storie di Pangia e di Nonne, edito da Arduino Sacco, è costituito da 6 racconti al femminile, tra i quali il saggio storico su Trotula del Ruggero, la prima ginecologa donna della storia italiana. Proveniente da studi classici, ha uno stile premio di dettagli, essendo proprio per carattere un amante del particolare, ma allo stesso tempo scorrevole e immediato. Ciò che dà vita a un tipo di narrativa in prospettiva, non asettica, che deve incarnare le situazioni struggenti, situazioni invece piuttosto buffe.
io invito adesso Anna Valeria a presentare anche lei al pubblico parte del suo racconto. Vedete che il racconto è abbastanza lungo, è molto bello anche per questo, però per questioni di tempo cerchiamo di far capire solamente lo stile veramente lodevole e particolare che ha questa nostra scrittrice. Io ringrazio tutti, Santina Russo che l'anno scorso mi ha premiato insieme agli altri giurati e mi ha dato questa possibilità incredibile di entrare in giuria, un'esperienza per me nuova, molto emozionante, infatti scusatemi perché sono ansiosissima oggi, quindi probabilmente mi si incepperà un po' la voce. Allora, io ho scelto un pezzo del racconto principale, che è La mia bambina di carne e sangue, e è un pezzo un po' strano, un delirio, ma non è. E poi chiaramente i racconti, non potendo rileggere tutti, rimangono sospesi. Quindi, insomma, proviamo e vediamo un po' se riesco a farvi capire quello che c'è nel mio libro. Allora, inizio e si tratta di Roma, di una città particolare per la protagonista e che lei vive in maniera inquietante. È amore Roma, ha il volto dell'uomo che mi ha fatto sua, e i suoi occhi grandi e liquidi, mobili e pieni di ami che attirano per l'attracco che agogna frettoloso, irriguardoso in me. Al suo sorriso ampio, immotivato pensavo se non dalla spontaneità, al suo animo contorto, gioioso e sereno, cupo di angoscia e paura, ma le sue carezze leggere sulla pelle assetata e arrostata dalla calura ingannevole e protratta del sole togolino. È tempesta Roma, fulmini e lampi lanciati con mira assassina, pioggia che sommerge furiosa rimembra l'anima, che incassa a dismisura il Tevere e spazza via i balconi del ristorante, che fuoriesce dai tombini, arrampicandosi con prepotenza sui puntuti rifiuti smeraldini, che si ammassano astuti zappi complici dell'acqua nelle fogne, ricovero di tocchi e povertà. Pioggia che affoga il desiderio e la speranza, che annebbia il pensiero e paralizza le gambe. È fatica Roma, non sembra mai schiva, acqua visito di entusiasti, offrendo storie, leggende e ricordi, ma non può essere invasa, no, non può sopportare di essere addomesticata. E mi ha cacciata Roma, cede l'illusione altrettanto di partire. Prima mi ha attirata la sua rete seduttrice, ha baciato le mie ingenue labbra rinsecchite, ubriacandomi di sé e della sua morbidezza di lupa salvatrice. E poi mi ha derisa, umiliata e spinta su ogni percosse. Mi ha sfinita Roma, poiché impavida le resistevo, mi ha ammalata Roma, mi ha corroso e lacerato il corpo e l'anima, con i suoi denti aguzzi di canna zannatrice, impietosi ed affilati come i tacchi di sguarderini acrediti quanto mene. E mi ha reso nemici gli occhi dell'amore, ed ha rapito la mia pace di carne e sangue Roma. Demonio spavaldo che mi sorride, sai che brutale potenza che da lontano ora mi guarda e con le sue luci suggestive e scintillanti mi richiama a sé. Con lo splendore dei palazzi mi ammaga, con il volto del mio uomo un tempo innamorato mi abbaglia, con intermittenti singhiozzi famelici di minuscoli occhi a mandorla mi ricatta, con le sue distanze Roma mi minaccia. Bravissima, immagino avete capito sia chiaro perché lei è esperta in traduzione narrativa. Allora, andiamo ancora avanti, passiamo alla sezione 3, la sezione di poesia junior, di cui è esperto Francesco De Santis. Francesco De Santis è nato e vive a Bari, dottore di ricerca presso l'Università di Bari, ha pubblicato già 2 libri di poesie, Emozioni parallele e L'odore delle fragole. Con queste poesie ha vinto anche numerosi concorsi nazionali e internazionali ed è presente in molte antologie. Ha lavorato anche con altri concorsi letterari come membro di giuria, come presidente di giuria ed è con noi dall'inizio, infatti lui è il più anziano del gruppo, è stato come fin dall'inizio, di questo infatti lo ringrazio perché si sta bene, vuol dire che se qualcuno vuol dire che sta bene, si trova bene. Gli passo quindi la parola e anche lui. Dunque sì, io sono molto contento di essere qui anche perché sono da 3 anni con Santina in questa esperienza e il primo anno mi sono proposto
spontaneamente e lei mi ha accolto con molta amicizia. Dunque io sono molto timido, non amo leggere nulla di me, però quello che voglio ringraziare Santina, insomma, di questa terza esperienza insieme, diciamo non è l'anzianità che conta, ma è quello che abbiamo vissuto insieme, perché dietro il concorso di poesia c'è tanta necessità di organizzazione e Santina in questo è bravissima. Io non sono un giurato, diciamo, provetto, do molto fastidio, consegno diciamo, i giudizi un po' in ritardo perché c'è sempre tanto tempo, c'è poco tempo a disposizione, però Santina è una persona veramente adorabile. Finalmente ho conosciuto i giurati, voglio salutarli, diciamo, pubblicamente, sono felice di averli conosciuti. Io ho notato nei 3 anni veramente una grande serietà da parte della giuria nella valutazione delle opere. E questo è quello, insieme, diciamo, all'accoglienza di Santina, è quello che mi ha portato a, diciamo, continuare questa collaborazione. Inutile dirvi sul serio che il livello delle opere di quest'anno, secondo me, ha superato quello degli altri anni. Dopo vi dirò magari, se posso, qualche parola sulla sezione di cui sono stato nominato responsabile. Nulla, non vi leggerò nulla di me, però spero che avrete modo di conoscermi nel tempo. Grazie a tutti. Io ci tengo a sottolineare che non è vero che lui è un cattivo giurato, perché altrimenti non sarei più qui. No, anche perché è giusto conciliare gli impegni professionali e privati con questa nostra attività, che è un'attività che facciamo con piacere e in maniera del tutto spontanea. E infatti lui si è proposto appunto in maniera molto spontanea, e questo io l'ho apprezzato, e nonostante è vero le difficoltà che possono incontrarsi, gli impegni, è sempre riuscito a mantenere fede alla sua parola, quindi per questo è lodevole il suo impegno. Andiamo avanti ancora, passiamo alla sezione per la narrativa junior, di cui è esperto Benedetto Russo. Benedetto è più giovane invece della compagnia, anche lui è con me da 3 anni, vabbè, con me da una vita perché è mio fratello, però è con me da 3 anni in questo campo. Ha appena 22 anni ed è studente al 3° anno della facoltà di filosofia dell'Università di Catania. Poeta e scrittore poliedrico, come poeta e autore di diverse poesie, molte delle quali premiate in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il premio Ciro Coppola a Ischia, e come narratore ha pubblicato anche un romanzo intitolato Aurora di Speranza, ispirato da sentimenti umanitari e filantropici in un contesto ai limiti della civilizzazione. Un altro suo racconto, La storia di Cleopatra, è stato invece vincitore al premio Nino Savarese nel 2005 qui a Renna. Si occupa anche di studi linguistici e filologici e ha pubblicato saggi in riviste scientifiche specializzate in ambito universitario. Passo la parola anche a Benedetto e anche lui ci farà sentire qualche sua poesia. Ringrazio Santina per questa opportunità che abbiamo anche quest'anno di scavare dentro noi stessi attraverso la poesia e la narrativa, che non vanno viste soltanto come mera espressione d'arte, ma anche come espressione dell'individuo, delle sue pulsioni, dei suoi affetti. Quindi proprio perché vedo soprattutto la poesia, ma anche la narrativa come espressione dell'io, ho scelto una poesia che rispecchia l'oscillazione tra la passione e il desiderio struggente della stessa. Petalo ed Eolo, tu ti trastulli ammiccando con me, povero petalo, schivo di rosa. Ora mi conduci su veli volanti, mi inondi di aria pura, mi fai toccare il cielo. E forse allora, tra i fumi del mondo, si spande l'odor mio con te, morbido vento. Si riverbera su sguardi assorti il mio fascino scarlatto, trasudante dall'amore per il tuo tocco. Perché poi mi abbandoni su una terra arida e fredda,
e gelido ti scagli su una vita evanescente? Senza la rosa da cui mi staccasti, viver potrei se non mi abbandonassi. Se non te ne andassi a illudere altri fiori, tua sarebbe l'essenza, tuo il mio sapore. Mi lasci invece privo della mia rosa e senza pietà, su una notte di rugiada, placidamente violento mi posi. Grazie a Benedetto Russo. Andiamo avanti con la sezione poesia in siciliano, di cui è esperto il nostro Alessio Patti. Alessio Patti nasce nel 1959 in una Sicilia povera, ma da sempre ricettato di grandi sentimenti. Inizia a scrivere sin dalla tenera età, scavandosi dentro, cercando di cogliere le sue sensazioni nella lingua della sua terra, il siciliano appunto, consumando pagine editoriali, scrivendo opere veramente immense, un amore immenso di scritti in lingua siciliana. Inizia appunto a parlare nelle sue opere delle sue esperienze di sofferenza, di dolore, le esperienze che ha in comune con la sua terra, con la Sicilia, una terra spesso martoriata, una terra vittima di molti eventi politici, storici, come vogliamo, che è una terra bellissima ma che soffre tanto, e di questo lui si fa portavoce nei suoi scritti in lingua siciliana. Negli anni 90 esordisce anche come commediografo e drammaturgo al teatro siciliano, con opere veramente immense, sia come spessore che come mole, che come struttura linguistica, che sotto tutti gli aspetti. Sono opere veramente che io ho letto con grande piacere, ho molto apprezzato. Inoltre pubblica anche 2 CD di canzoni d'amore e di passione, intitolati rispettivamente Eri uomo e Essere siciliano, offrendo alla musica i suoi testi poetici scritti sia in italiano che in lingua siciliana, cantati e messi in nota dal maestro Gino Selmi. Nel 2012 poi l'anno della maturazione poetica e quindi iniziano a prendere vita le sue vere pubblicazioni, le sue raccolte di poesia. Oltre alla Silege Magaria sarà pubblicata anche la seconda Silege, la Meterna di Lutra, un excursus temporale e tematico delle sue opere precedenti. E ancora Uguale agli Dei. Questa è un'altra impresa di tradurre in lingua poetica siciliana poesie di grandi maestri, quindi poesie di illustri poeti della cultura letteraria nazionale italiana e non italiana, che vengono tradotte in lingua siciliana dal nostro Alessio Patti. E infine è anche in fase di pubblicazione il romanzo Piccolo Sacramento, la sua opera massima sull'ars popolo siciliana dagli anni 50 e 70, e ben 6 novelle scritte per il teatro sempre in lingua siciliana. Alessio Patti è dedicato la sua vita a proteggere, arricchire, a coltivare l'amore per la sua Sicilia e per la cultura del suo popolo. Di questo chi qui è presente e lo conosce può darmi conferma che è così. Passo anche a lui la parola e anche lui ci farà sentire parte delle sue opere. L'opportunità che mi dai di condividere questo momento, che è l'abbraccio della cultura, della poesia, ma anche l'occasione per me importantissima di incontrarvi con amici che da tanto tempo ho sperato di vedere, per cui sono molto emozionato e ringrazio e saluto tutti, i miei colleghi e autorissimi della giuria. E niente, sarò breve, subito passo alla lettura della mia poesia. Si intitola Gli ultime parole di Duccio. Tagliati. Un fuoco non è arte ingannosa, ma risico. E se graviti la porta di sto scritto, non t'accetto più di mente. Della sapienza umana l'ardente non viene fino a oggi, o dello spirito la docizia, ma della carne la scandalosa angoria. Si ferma a secca e non leggisse, come non si la sente. L'amore, l'uomo è smanioso, e la ciamma della sua arma è minico schicchiente. Per le zocchiate spirituali si para la faccia per chi è da trevo. Avevo avuto saziata la pulizia
per chi è l'angelo inquieto, Cristo è l'uomo, una scoccia abbagnosa. Aggiumate ora al candelliere, trasite in dicio e facete silenzio, sentite a cadencia come arde, chiamano i onde, la voce che dice, da dolce cosciù, le uniche parole eterni che bruciano, ti amo. Grazie Lorenzo.